Più di 2000 persone hanno partecipato questa mattina a Padova alla manifestazione regionale organizzata da Libera in ricordo delle vittime della mafia, un modo per dire no alle infiltrazioni della malavita organizzata nei settori produttivi. E sono numerosi anche in Veneto i beni confiscati alle mafie. Li scopriremo assieme in una scheda. E allora vediamo i servizi di apertura, prima la cronaca della giornata con Giorgio Bonomi e poi una scheda curata da Matteo Mokorovicic. La mafia uccide, il silenzio pure. Hanno sfilato per il centro della città, concludendo la manifestazione con la lettura dei nomi delle più di 900 vittime accertate della criminalità organizzata. Si è tenuta a Padova la manifestazione regionale organizzata da Libera nella giornata dedicata al ricordo delle vittime delle mafie. Terra, solchi di verità e giustizia è il tema di quest'anno, a ricordare che è proprio dalle proprietà sottratte alla malavita che può rinascere la speranza in un mondo migliore. Abbiamo una serie di beni confiscati e non ancora assegnati. Questo è un segnale che è non positivo, bisogna riassegnare i beni ad associazioni, enti o utilizzi sociali, perché il non utilizzo dà un'indicazione non positiva, diciamo, all'attività di contrasto alle mafie. Una presenza, quella delle mafie, che si fa sentire anche in Veneto, soprattutto attraverso infiltrazioni nelle attività produttive. C'è una violenza nascosta, una violenza bianca, fatta di momenti di corruzione, fatta di riciclaggio, fatta di intervento nell'economia anche in quella legale. Utilizzando risorse economiche a basso costo, perché sono soldi che provengono da attività criminali, tendono ad inquinare un'economia e quindi mettere fuori mercato anche quelle aziende che su questo tema soffrono, diciamo, una concorrenza sleale. A sfilare i sindacati, ma soprattutto i ragazzi delle scuole superiori provenienti da tutta la regione, perché la lotta alla mafia parte dai banchi di scuola. 317 quelli confiscati e non ancora assegnati, altri 102 invece già destinati a enti, comuni e associazioni. La mappa veneta dei beni che erano di proprietà delle mafie l'ha stilata il sindacato pensionati della CGIL ed è una fotografia di immobili e aziende suddivisa per province e tipologie. Quello che emerge è che in cima alla classifica ci sono Venezia e Verona, dove rispettivamente il totale di beni sottratti alla criminalità organizzata è di 116 e 101. La tipologia più diffusa è quella degli appartamenti in condominio e dei box, garage e autorimesse, ma non mancano nemmeno i terreni agricoli, i palazzi di pregio, i negozi. Poi si apre il capitolo imprese, che vede sempre Venezia surclassare le altre province venete. 12 sono le aziende confiscate su un totale di 22, seguite dalle 7 di Padova. La parte del leone la fa il settore costruzioni, 8 le imprese sottratte in tutta la regione. Seguono le 5 del settore commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, e della riparazione veicoli.